Noi riprendiamo la battaglia dopo le 9.000 firme alla petizione di questa primavera scorsa, perché le dichiarazioni del presidente Zaia assolutamente non sono rassicuranti. Difendere il Giustinian per difendere la sanità pubblica, per difendere Venezia. È lo slogan col quale è ripartita la campagna del movimento che già quest'estate temeva un taglio dell'offerta sanitaria di prossimità che da quest'area di dorso duro serve la città di Venezia. Un movimento che si è riacceso dopo che la Regione Veneto ha lanciato la candidatura del Giustinian come sede dell'autorità europea anticorruzione. Noi abbiamo proposto che vi sono tanti immobili vuoti e poi c'è Palazzo Balbi che è in vendita, che dà a Palazzo Balbi, e poi lui non può dare un bene che non è suo. In base alla legge, la legge 833, il bene è dell'azienda, della cittadinanza e non della regione. La regione ha solo in base alla Costituzione più la gestione, ha il progetto e il programma della sanità, ma non la proprietà. La destinazione sanitaria risale alla costruzione stessa di questo edificio, eretto a fine dell'Ottocento grazie ad un lascito testamentario della contessa Elisabetta Michiel, moglie del senatore per 2 volte sindaco di Venezia Giobatta Giustinian. E a Venezia spazi per l'autorità anticorruzione non mancano, dicono qui, dove c'è anche chi ricorda l'enorme vuoto che lascerà a Rialto il trasferimento del tribunale all'ex manifattura tabacchi di Piazzale Roma. Prossima iniziativa, un presidio proprio davanti al Giustinian. Il 31 qui con i consiglieri regionali e comunali, perché vorremmo intervenire presso questa nuova autorità per dire: Venezia va bene, ci sono tanti e tanti contenitori vuoti, non è possibile sfrattare i servizi sociosanitari fondamentali.